Che ben comincia. Comunque vedono molto sospettosi. Sono allarmati. Una volta allarmati, difficilissimo che attacchino. E la loro tana è lì, è buono sapersi. Affanculo. C'è proprio nel ramo più grande di tutti. Siamo finalmente giunti a questa bellissima zona. Una zona ricca di cavedani, e no ricca, in cui ci sono alcuni cavedani anche di buona taglia. Ok, che bella zona. Neanche un pesce. Niente di niente. Siamo sicuri? Guarda là. Eccoli là due. La gomma. Proprio. Mm. Non ne vedo neanche uno, eh. Pazzesco. Non ce ne sono proprio. Cambio di nuovo con cucchiaino, con questa colorazione qui. Adesso mi sposto, soltanto. Eccoli, 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 eccoli. Due bei cavedani. Due bei cavedani. Belli, ah. Belli.
e si va a scapottare. Aspetta a dirlo, ma si va a scapottare. Bel cavedano. Preso proprio in bocca. Questa è la dimensione massima dei pesci che si trovano qui. Aspetta. Dimensione massima, penso. Vai. Temperatura dell'acqua è discretamente bassa. Vi ho detto che erano in giro. Ho avuto la fortuna di essere dall'alto e quindi di vederli da distante e di avere anche il cucchiaino pronto. Bene, scappottato, andiamo avanti. Non ho più il fisico. Il barbo mi si è avvicinato. Cavedani. Non mi hanno sentircene uno grande. Ce ne sono diversi. Non sono in allerta. C'è solo alcuni. Lancio lì. Scemo. Aspettavo, mangiava. Sono tutti quanti qua. Rilancio lì. Ah, porca. No, dai. No, non può essere. Vediamo. La innesco qua. Proprio in punta. Guarda che soffici che sono. Non capisco se mi piacciono tanto o zero. È un po' voluminosa, per il tipo di preda, però ho lanciato in un bel posto, Ho lanciato in un posto stupendo.
È uscita una sagoma nera enorme per prenderlo. Pazzesco.